Sul tetto del Palazzo degli Uffici della provincia di Cosenza, da ieri sera gli operai della Valle Crati, la società che cura la raccolta dei rifiuti nell'Interland cosentino, continuano la protesta e dichiarano: questa volta non ci prenderanno in giro, da qui non scenderemo fin quando non avremo risposte certe. Hanno chiesto un incontro urgente con le istituzioni e incontrato il vicepresidente della provincia di Cosenza, Mimmo Bevacqua, il quale si è dimostrato disponibile per fare da tramite tra i lavoratori e le istituzioni di competenza, precisando che la provincia non ha nessuna responsabilità né competenza al riguardo, ma abbiamo risposto all'appello perché siamo vicini ai lavoratori. Intanto per oggi pomeriggio è stata convocata una prima riunione d'urgenza col prefetto, il sindaco Perugini, il presidente di Valle Crati Giglio e una delegazione dei lavoratori per chiedere la garanzia del posto di lavoro. Questa è una situazione che ormai sta collassando, chi la vuole far collassare vada via.